Benvenuti su Venezia e la sua storia. Vi suggeriamo di ascoltare questo episodio utilizzando le cuffie. Sarà fondamentale per cogliere al meglio i dettagli sonori dei documenti storici che vi proporremo. Oggi esploreremo le ferite nascoste e il coraggio silenzioso di Venezia durante la Seconda Guerra Mondiale, dall'oscurità del blackout fino alla luce dorata della liberazione. Questa è la storia di una città che si è rifiutata di affondare. Capitolo 1. L'illusione infranta. Nelle notti del 1940 Venezia scomparve. Le luci dei palazzi, dei lampioni e dei riflessi sull'acqua vennero spente, una dopo l'altra. Per la prima volta dopo secoli, la città più luminosa dell'Adriatico era immersa in un'oscurità assoluta. Un buio che non era solo assenza di luce, ma un presagio di ciò che stava per accadere. Ma tutto questo, in realtà, ha radici molto più lontane. Immaginate la Venezia della fine degli anni 30, una città che danza ancora, ignara, sull'orlo del precipizio. Al Lido, sulla spiaggia dorata, l'estate sembra non finire mai. I grandi alberghi, l'Excelsior e il The Vines, ospitano ancora l'aristocrazia europea e le grandi stelle del cinema che arrivano per la mostra d'arte cinematografica. La laguna scintilla, i vapoetti sono affollati, sembra che il mondo là fuori possa impazzire quanto vuole, perché Venezia appare eterna, intoccabile, protetta dalla sua stessa bellezza. Molti veneziani dell'epoca erano sinceramente convinti che il valore culturale della città potesse offrirle una sorta di protezione morale e che gli alleati, per rispetto alla storia e alla cultura, avrebbero evitato di colpirne il cuore. Ma era, purtroppo, solo un'illusione, un velo sottile che stava per essere strappato. La prima vera ferita, infatti, non colpisce le pietre, ma le persone. È il settembre del 1938. Mentre i turisti passeggiano in piazza San Marco, un'ombra cupa cala su una delle comunità più antiche e vitali della città. Vengono promulgate le leggi razziali. In una Venezia che per secoli è stata porto di tolleranza, dove il ghetto non era solo un recinto, ma un centro propulsore di scambi culturali ed economici, improvvisamente i vicini di casa diventano estranei. Pensate al professor Giuseppe Iona, un nome che dobbiamo ricordare con rispetto. Era un medico stimato, primario all'ospedale civile, presidente della comunità ebraica. Un uomo che aveva curato migliaia di veneziani, senza distinzione di fede o di ceto sociale. Di colpo, il suo nome viene cancellato dagli elenchi, la sua cattedra gli viene revocata. Nelle calli di Cannaregio il silenzio si fa pesante, gli sguardi si abbassano. Non cadono bombe, non ancora, ma la fiducia, quel collante invisibile che tiene insieme una città fatta di isole, inizia a sgretolarsi. Poi arriva quel fatidico pomeriggio, il 10 giugno del 1940. Molti veneziani ascoltano, attraverso gli altoparlanti e le radio, la voce di Mussolini, che annuncia l'entrata in guerra. La piazza è gremita, i cinegiornali e la stampa locale, come il Gazzettino, parlano di entusiasmo e di applausi scroscianti, ma le memorie private, i diari tenuti alla luce fioca delle cucine, raccontano un'altra verità. Raccontano lo smarrimento, la paura per i figli che dovranno partire, la sensazione di essere trascinati verso un baratro. La realtà strategica però è impietosa. La guerra moderna non guarda in faccia alla bellezza, ha solo coordinate militari. E Venezia, con il suo porto industriale a Marghera e l'arsenale che lavora a pieno ritmo per la marina, è un bersaglio. La realtà colpisce la città con il buio dell'oscuramento. Per una città che vive di riflessi, dove l'acqua moltiplica la luce, questo è uno shock psicologico devastante. I vetri vennero dipinti di blu scuro o coperti con carta pesante. Muoversi nelle calli e lungo le rive divenne un'impresa pericolosa. Si rischiava di cadere in canale ad ogni passo. Per evitare incidenti, le autorità ordinarono di evidenziare con pittura chiara gli spigoli dei ponti, i gradini delle rive e alcuni ostacoli fissi. Di notte la città sembrava uno scheletro.
si vedevano solo queste linee bianche che galleggiavano nel nulla. Anche i vaporetti cambiarono volto, viaggiavano lenti, come fantasmi, con le luci di navigazione spente. All'interno i passeggeri sedevano nel buio, parlando sottovoce, mentre fuori le sirene dell'allarme aereo iniziavano a fare le prime prove. Quel suono, quel lamento meccanico che sale e scende, diventerà la colonna sonora dei prossimi anni. Entro la fine del 1940, lo turismo internazionale era praticamente scomparso. Gli alberghi di lusso del Lido iniziarono a essere requisiti. Venezia aveva capito che la sua bellezza non bastava a salvarla. La maschera della Belle Époque era caduta, rivelando il volto scarno della guerra. La città, ora, doveva imparare a nascondersi. Capitolo 2. Una città in difesa. Se le disposizioni del 1940 avevano imposto l'oscuramento, i mesi successivi modificarono radicalmente l'aspetto di Venezia. Camminare per la città tra il 1941 e il 1942 significava attraversare uno spazio urbano profondamente alterato. La città si stava preparando ad affrontare il potenziale impatto del conflitto. Per farlo dovette attuare un piano sistematico di protezione strutturale. Consideriamo Piazza San Marco in quel periodo. Sulla loggia della basilica, i 4 cavalli di bronzo, portati a Venezia in seguito alla Quarta Crociata, vennero rimossi dalle loro posizioni storiche. I documenti fotografici dell'epoca mostrano le fasi dell'operazione. Le sculture vennero imbragate con pesanti funi e calate a terra tramite argani. Una volta deposte su chiatte di legno, vennero trasportate lontano dal centro storico, destinate all'abbazia di Praglia, sui Colli Euganei, un rifugio ritenuto più sicuro e al riparo dalle direttrici aeree nemiche. L'intervento di protezione coinvolse progressivamente gli edifici principali. La facciata della Basilica di San Marco venne coperta da barriere di sacchi di sabbia. Furono erette impalcature di legno massiccio a protezione dei mosaici e delle colonne, trasformando la fisionomia dell'edificio in una compatta struttura di tavole e rinforzi. Anche il Palazzo Ducale fu sottoposto a misure di sicurezza. I suoi porticati e i loggiati in pietra vennero dotati di strutture provvisorie di sostegno e rinforzo per prevenire i crolli in caso di spostamento d'aria dovuto a esplosioni ravvicinate. In campo Santi Giovanni e Paolo, la statua equestre del Colleoni, opera in bronzo del Verrocchio, venne racchiusa all'interno di una struttura protettiva costruita su misura per preservare il monumento dalle schegge. Venezia assunse progressivamente una forma definita da coperture e barriere protettive. All'interno degli edifici religiosi e civili si svolsero le operazioni più complesse dal punto di vista logistico. Nelle navate della Basilica dei Frari o nelle sale della Scuola Grande di San Rocco, i funzionari della soprintendenza e gli storici dell'arte diressero squadre di operai in una vasta campagna di salvaguardia. Le grandi tele di Tiziano, Tintoretto e Veronese vennero rimosse dalle loro collocazioni originarie. Le opere di dimensioni maggiori, impossibili da far passare attraverso gli ingressi, furono smontate dai telai e arrotolate su ampi cilindri di legno per evitare danni alla pellicola pittorica. Successivamente vennero caricate su barconi da trasporto per percorrere il Canal Grande. Gli trasferimenti avvenivano in pieno giorno, sotto l'osservazione dei residenti. Le opere furono destinate a rifugi lontani dagli obiettivi militari diretti. Tra questi la Villa Manin a Passariano e altri depositi ritenuti sicuri in Nord Italia. In molte chiese veneziane, sugli altari, rimasero visibili soltanto le cornici vuote. Mentre si procedeva alla tutela del patrimonio artistico, le autorità dovettero affrontare la difesa della popolazione civile, scontrandosi con le specificità morfologiche di Venezia. La presenza della falda lagunare rendeva estremamente difficile la realizzazione di rifugi sotterranei tradizionali. Scavare sotto la pavimentazione stradale significava incontrare quasi immediatamente l'acqua salmastra. La mancanza di spazi sotterranei impose lo sviluppo di rifugi di superficie.
Vennero edificate le cosiddette casematte, strutture in cemento armato collocate in aree aperte, come lungo le rive più ampie o all'interno di alcuni giardini pubblici. Tuttavia, per garantire riparo a gran parte dei residenti, fu necessario adattare i pianterreni degli edifici in muratura più solidi. I soffitti vennero rinforzati con travi d'acciaio e strati di sacchi di sabbia. Sui muri esterni o vicino ai portoni d'ingresso iniziarono a comparire le indicazioni per individuare i ripari, regolarmente accompagnate dalla segnalazione della capienza massima, come per 20 persone o per 50 persone. Quando suonava l'allarme aereo, segnalato dalle sirene installate sui campanili e nei punti più alti della città, la reazione della popolazione si sviluppava in orizzontale. I cittadini si muovevano rapidamente lungo le calli per raggiungere le strutture rinforzate a livello stradale, evitando le aree scoperte. Questa disposizione poneva però un ulteriore problema strutturale. In caso di allarme in concomitanza con il fenomeno dell'acqua alta, i residenti dovevano valutare il rischio concreto di trovare gli ambienti al piano terra allagati, una condizione che imponeva la difficile scelta tra rimanere ai piani superiori, esposti al pericolo dei bombardamenti, o cercare riparo in spazi intrisi d'acqua e privi di illuminazione. Tra il 1940 e il 1942 la città consolidò questa nuova configurazione. Le difese passive diventarono parte integrante dell'ambiente urbano. La popolazione si abituò a convivere con le strutture di protezione e a riconoscere il rumore dei motori dei velivoli di ricognizione che sorvolavano periodicamente la laguna per la mappatura del territorio. L'infrastruttura difensiva era operativa, ma nel frattempo un'altra criticità cominciava ad incidere profondamente sulla vita quotidiana. Le scorte alimentari andavano esaurendosi. E di questo delle nuove disposizioni per il razionamento del pane e del carbone. Capitolo 3. La fame e il gelo in laguna. Mentre si completavano le operazioni di protezione del patrimonio monumentale, la popolazione veneziana dovette affrontare l'impatto diretto del conflitto sulla vita quotidiana. Tra il 1941 e il 1943 il razionamento dei beni di prima necessità e le restrizioni annonarie evidenziarono la vulnerabilità logistica della città, portando a un progressivo isolamento. La conformazione insulare di Venezia giocò un ruolo determinante. L'approvvigionamento alimentare e l'importazione di combustibili dipendevano interamente dal trasporto marittimo o dal transito lungo il Ponte della Libertà. Con la progressiva contrazione dei trasporti e la severa carenza di carburante per i mezzi navali, le criticità logistiche della laguna si aggravarono rapidamente. La carenza di generi alimentari si manifestò in modo graduale. I prodotti di importazione, come il caffè, furono i primi a scomparire, sostituiti da surrogati a base di cicoria o orzo tostato. Successivamente vennero a mancare lo zucchero e la farina di grano tenero. L'introduzione del tesseramento portò alla distribuzione di pane di farina mista, severamente razionato fino a quantità estremamente ridotte pari a poche centinaia di grammi settimanali per i nuclei familiari. L'economia domestica subì una drastica trasformazione. Nelle cucine dei sestieri popolari, come Castello o la Giudecca, si diffuse la pratica del recupero totale degli alimenti, utilizzando le bucce degli ortaggi e conservando l'acqua di cottura per la preparazione di brodi poveri. Uno dei principali punti di riferimento rimaneva il mercato di Rialto. Presso le logge della pescheria, la disponibilità di pescato subì una sensibile flessione. Le operazioni di pesca d'altura nell'Adriatico furono pesantemente limitate dalla presenza di campi minati e dalle ordinanze militari che imponevano il divieto di navigazione notturna. L'offerta si ridusse quasi esclusivamente alle specie ittiche lagunarie, come le moeche, piccoli crostacei lagunari, e il pesce povero locale, le cui quantità risultavano comunque insufficienti a soddisfare la domanda. Le restrizioni favorirono lo sviluppo del mercato nero. A fronte della cronica carenza dei canali ufficiali, merci come burro, uova e carne continuarono a circolare attraverso reti di scambio clandestine, accessibili prevalentemente tramite l'esborso di somme ingenti o il baratto di beni di valore.
Per le fasce di popolazione prive di risorse aggiuntive, il sostentamento rimase vincolato esclusivamente alle quantità, sempre più esigue, garantite dalle tessere annonarie. Al problema alimentare si sommò l'emergenza legata al riscaldamento. Le condizioni climatiche della laguna, caratterizzate da alti tassi di umidità, resero particolarmente gravosi gli inverni in quel biennio. Le forniture di carbone, essenziali per il riscaldamento domestico, si ridussero drasticamente a causa delle esigenze belliche e delle crescenti difficoltà dei trasporti. Le tipiche abitazioni veneziane, spesso prive di un adeguato isolamento termico, registrarono temperature interne critiche. La necessità di procurarsi combustibile alternativo spinse una parte della popolazione allo smantellamento di mobili e vecchi infissi. Nelle aree urbane si diffuse la pratica di recuperare elementi in legno dalle aree pubbliche o da vecchie imbarcazioni abbandonate, allo scopo di ricavarne legna da ardere. La crisi degli approvvigionamenti impose un parziale ripensamento dell'uso del suolo urbano attraverso l'istituzione dei cosiddetti orti di guerra. Aree verdi ornamentali, parchi pubblici e i chiostri interni ai complessi religiosi vennero arati e riconvertiti alla coltivazione di ortaggi, in particolare patate e cavoli, nel tentativo di integrare la produzione alimentare locale. In questo contesto le isole a vocazione agraria, principalmente Sant'Erasmo e le Vignole, riassunsero un ruolo strategico per la sussistenza. La produzione ortofrutticola veniva trasportata verso la città storica a bordo di imbarcazioni tradizionali a remi come le caorline. Per eludere le requisizioni o le limitazioni imposte sui prezzi, gli scambi avvenivano spesso nelle prime ore del mattino, prima dell'apertura ufficiale dei mercati. La drastica scarsità di carne portò anche all'emergere di fenomeni legati alle estreme necessità alimentari. Come documentato in diversi centri urbani italiani durante il conflitto, le cronache dell'epoca riportano anche episodi di macellazione clandestina di animali normalmente non destinati all'alimentazione, nel disperato tentativo di sostituire la carne da allevamento ormai irreperibile. Di fronte a queste criticità, all'interno dei quartieri si consolidarono reti di assistenza informale, gestite quasi interamente dalla componente femminile della popolazione. Con una parte significativa della popolazione maschile impegnata sui fronti militari o trattenuta in prigione, le donne assunsero il carico logistico e organizzativo della gestione familiare, affrontando lunghe attese per l'accesso ai generi razionati e amministrando le limitate risorse a disposizione attraverso pratiche di mutuo soccorso. Venezia attraversò i primi 3 anni di guerra sopportando l'impatto del razionamento e delle limitazioni strutturali. Tuttavia l'assetto politico e militare dell'Italia era prossimo a un radicale cambiamento. L'estate del 1943 avrebbe modificato completamente lo scenario. L'avvicinarsi dell'8 settembre e del conseguente armistizio avrebbe segnato per la città l'inizio di una nuova e complessa fase del conflitto, portando all'occupazione militare da parte delle truppe tedesche. Capitolo 4. L'8 settembre e l'occupazione. L'8 settembre del 1943 rappresenta uno snodo cruciale per l'intera nazione. Quella sera, anche a Venezia, la diffusione radiofonica del comunicato del maresciallo Badoglio generò profonda confusione. L'annuncio dell'armistizio venne inizialmente interpretato dalla popolazione civile come la fine imminente delle ostilità, nonostante le parole del comunicato non implicassero l'immediata cessazione del conflitto. Nelle ore immediatamente successive, in molte città italiane, compresa Venezia, l'annuncio fu accolto inizialmente con manifestazioni spontanee di sollievo. Le testimonianze riportano l'accensione di luci in violazione dell'oscuramento e un diffuso senso di speranza, alimentato dalla convinzione che il ritiro delle truppe tedesche e il rientro dei soldati italiani dal fronte fossero imminenti. Fu tuttavia una fase transitoria, destinata a esaurirsi nel volgere di una notte. Già all'alba del 9 settembre lo scenario si capovolse radicalmente. Le truppe tedesche, fino al giorno prima alleate, avviarono rapidamente le operazioni per assumere il controllo militare e strategico della città. I reparti della Wehrmacht e della Kriegsmarine intervennero tempestivamente, consapevoli del valore strategico della laguna come snodo per il controllo dell'Alto Adriatico.
Approfittando del disorientamento dei comandi militari italiani rimasti senza direttive precise dal governo centrale, le forze tedesche occuparono nei giorni immediatamente successivi all'armistizio i centri nevralgici della città, la stazione di Santa Lucia, le sedi delle comunicazioni postali e telegrafiche e soprattutto l'arsenale. L'arsenale, polo cruciale per le infrastrutture marittime, venne isolato e presidiato. Il personale civile e il militare italiano presenti all'interno furono bloccati e la vasta struttura passò saldamente sotto la gestione diretta delle forze occupanti. Da quel momento la presenza militare in città subì una trasformazione visibile. Il controllo del territorio non fu più prerogativa esclusiva delle forze italiane, ma passò sotto la diretta supervisione dei contingenti tedeschi, le cui uniformi grigio-verdi divennero una presenza costante lungo le calli e nei campi veneti. La complessa rete ricettiva veneziana subì una massiccia serie di requisizioni. Gli alti comandi militari tedeschi non si insediarono nelle tradizionali strutture casermistiche. Diversi alberghi prestigiosi del centro storico furono requisiti dalle autorità militari tedesche. Le strutture di lusso, un tempo fulcro del turismo internazionale, si trasformarono nei centri decisionali e operativi dell'occupazione, alterando profondamente la percezione di quegli spazi da parte dei residenti. I giorni immediatamente successivi all'armistizio furono segnati da un intenso flusso migratorio interno. Numerosi soldati italiani del Regio Esercito, rimasti senza ordini e privi di copertura, cercarono vie di fuga per sottrarsi alla cattura e alla conseguente deportazione verso i campi di internamento in Germania. Molti di questi militari sbandati transitarono per Venezia, giungendo dalla terraferma o rientrando dal fronte balcanico. In questo frangente si registrò una forte mobilitazione non ufficiale da parte della popolazione civile. Le famiglie veneziane, con un ruolo organizzativo assunto quasi interamente dalle donne, fornirono assistenza ai soldati in fuga. Le dinamiche di soccorso prevedevano l'offerta di rifugio temporaneo, l'occultamento delle uniformi militari e la fornitura di abiti civili per permettere agli sbandati di confondersi tra la popolazione. Questa forma di assistenza capillare rappresentò una prima, seppur non ancora strutturata, rete di resistenza civile. Con il consolidarsi dell'occupazione, l'amministrazione del territorio subì un profondo mutamento. Venezia venne inserita nella zona di operazioni del litorale adriatico, sottoposta all'autorità tedesca, pur restando formalmente territorio della neonata Repubblica Sociale Italiana. Il potere amministrativo era subordinato alle direttive militari e civili tedesche, con la figura del Supremo Commissario che deteneva un'autorità di fatto superiore rispetto ai prefetti e ai funzionali italiani. Il controllo sulla popolazione si fece sistematico attraverso la pratica dei rastrellamenti. Blocchi improvvisi venivano istituiti lungo le principali vie di transito della città. I controlli documentali erano finalizzati all'identificazione di oppositori politici, militari sbandati o giovani che non avevano risposto ai bandi di leva. Coloro che non superavano le verifiche rischiavano l'arresto, la detenzione o il trasferimento verso strutture di raccolta e smistamento. La routine cittadina fu profondamente condizionata da questo clima di stritta sorveglianza militare. L'occupazione, caratterizzata dalla presenza capillare delle forze armate e dal rischio di delazioni, innescò progressivamente un cambiamento nell'atteggiamento della popolazione. Oltre alla quotidiana ricerca di sostentamento, iniziarono a prendere forma i primi nuclei di opposizione strutturata. All'interno di abitazioni private e di ambiti di ritrovo informali, il dissenso verso le autorità nazifasciste cominciò a trasformarsi in organizzazione clandestina attiva, ponendo le basi operative per le future azioni della resistenza locale. Tuttavia, l'assestamento della nuova amministrazione civile e militare tra l'autunno e l'inverno del 1943 preparò il terreno per il capitolo più drammatico dell'occupazione. Con la progressiva applicazione delle direttive tedesche in materia razziale, l'apparato repressivo si abbatté in modo sistematico sulla storica comunità ebraica di Venezia, dando avvio alla fase delle deportazioni. Capitolo 5. La Shoah veneziana.
L'inverno tra il 1943 e il 1944 segnò un drammatico aggravamento dell'impatto del conflitto sulla città. Alle restrizioni materiali si aggiunse l'applicazione sistematica delle politiche razziali e delle deportazioni. Il fulcro di queste operazioni fu la storica area del ghetto. Istituito secoli prima come spazio di segregazione, il ghetto aveva progressivamente assunto un ruolo centrale per la vita culturale e sociale della comunità ebraica cittadina. Con l'occupazione militare tedesca e il supporto logistico delle autorità della Repubblica Sociale Italiana, quest'area divenne il principale teatro dei rastrellamenti. Nei giorni successivi all'armistizio, le autorità tedesche imposero alla comunità ebraica la consegna degli elenchi completi degli iscritti, contenenti nominativi, indirizzi e dati patrimoniali. Il presidente della comunità, il professor Giuseppe Iona, prese la decisione di non collaborare. Il 17 settembre del 1943 distrusse l'archivio per impedire che cadesse nelle mani delle forze di occupazione e successivamente si tolse la vita. Secondo gli storici, la distruzione dell'archivio rese più difficile l'identificazione immediata degli iscritti alla comunità, rallentando le operazioni iniziali e concedendo a diverse famiglie il tempo necessario per organizzare una fuga o trovare rifugio. Tuttavia, le operazioni di cattura furono avviate in modo sistematico pochi mesi dopo. La notte del 5 dicembre 1943 rappresentò uno dei principali rastrellamenti in città. Le irruzioni vennero condotte in modo coordinato da pattuglie militari tedesche, supportate in diverse operazioni da elementi delle forze dell'ordine e della milizia fascista locale. Gli arresti avvennero nelle ore notturne, principalmente all'interno del sestiere di Cannareggio, dove interi nuclei familiari furono prelevati dalle loro abitazioni. Le persone arrestate vennero trasferite e recluse temporaneamente presso il carcere di Santa Maria Maggiore, in prossimità di Piazzale Roma. All'interno delle celle della struttura, i prigionieri furono trattenuti in attesa che venissero organizzati i trasferimenti. Una seconda severa fase delle deportazioni si verificò nell'agosto del 1944. In questa occasione, l'operazione prese di mira specificamente la casa di riposo israelitica, situata all'interno del perimetro del ghetto. La struttura ospitava esclusivamente persone anziane, molte delle quali non autosufficienti o affette da patologie invalidanti. Insieme a loro si trovava il rabbino capo, Adolfo Ottolenghi. Pur avendo ricevuto offerte per un rifugio sicuro al di fuori della città, il rabbino scelse di rimanere all'interno della struttura per non abbandonare i degenti. Durante l'irruzione, tutti i presenti vennero prelevati. A causa delle limitazioni motorie di gran parte degli anziani, le procedure di sgombero furono complesse. I degenti furono trasferiti con la forza, in molti casi trasportati fisicamente verso l'esterno e imbarcati su mezzi navali sotto la sorveglianza militare per essere allontanati dal centro storico. Le operazioni di trasferimento verso l'Europa centrale prevedevano percorsi complessi, con passaggi attraverso carceri provinciali, campi di raccolta e nodi ferroviari intermedi. I prigionieri venivano caricati su vagoni merci e avviati verso campi di transito, come quello di Foccioli, per essere poi destinati alle strutture di sterminio nell'Europa orientale, principalmente ad Auschwitz-Birkenau. Secondo i dati consolidati dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, complessivamente da Venezia furono deportate 246 persone. Alla fine del conflitto, i sopravvissuti accertati che fecero ritorno in città risultarono essere soltanto 8. Il rabbino Ottolenghi e gli anziani prelevati dalla casa di riposo non fecero ritorno. La documentazione storica indica che i degenti della struttura vennero inviati alle camere a gas immediatamente dopo il loro arrivo al campo. Parallelamente alle deportazioni fisiche, le autorità misero in atto un'operazione di spoliazione economica. Le abitazioni degli ebrei arrestati vennero sigillate e sottoposte a sequestro. Mobili, opere d'arte, oggetti di uso quotidiano e beni personali furono meticolosamente inventariati, confiscati e destinati alle procedure previste dalle autorità di occupazione. Questo processo di espropriazione comportò un massiccio trasferimento di proprietà.
Durante gli anni dell'occupazione, la sopravvivenza per molti ebrei veneziani dipese dalla clandestinità. Diverse persone riuscirono a nascondersi in soffitte private, vennero accolte in strutture ospedaliere sotto falsi pretesti clinici o trovarono rifugio nelle campagne supportate da cittadini che si esposero al rischio di gravi ritorsioni per fornire loro protezione. Le persecuzioni colpirono in profondità il tessuto demografico e sociale della città. Nel frattempo, l'evoluzione delle operazioni militari su scala internazionale preannunciava un mutamento strategico nell'area. Le forze alleate stavano preparando una nuova fase offensiva sul territorio del nord Italia e la campagna aerea per lo più avrebbe presto interessato in modo diretto anche il complesso industriale e le infrastrutture della laguna. Capitolo 6. Obiettivo Venezia. Le bombe. Fino al 1944, il centro storico veneziano era stato relativamente risparmiato dagli effetti diretti dei bombardamenti aerei. L'impatto del conflitto sulla popolazione si era manifestato principalmente attraverso le restrizioni logistiche, la carenza di risorse e le direttive dell'occupazione militare. Tuttavia, con l'avanzata degli alleati lungo la penisola, la necessità di interrompere le linee di rifornimento tedesche rese le infrastrutture circostanti un bersaglio primario. Il fulcro di questo interesse strategico era Porto Marghera. Situato a breve distanza in linea d'aria dal centro storico, rappresentava uno dei principali poli industriali dell'area, dotato di raffinerie, depositi di carburante e impianti produttivi considerati strategici dalle autorità tedesche per il mantenimento della produzione e dei rifornimenti. Iniziò così una fase di intensi bombardamenti aerei mirati all'area industriale. Durante le incursioni notturne su Marghera, gli incendi sviluppatisi nei depositi producevano bagliori visibili anche dal centro storico. Le testimonianze dell'epoca riportano come l'onda d'urto delle esplosioni attraversasse la laguna, facendo vibrare e, in diversi casi, frantumando le vetrate delle abitazioni. Tra i residenti era diffusa la convinzione che la concentrazione di patrimonio storico e monumentale avrebbe garantito a Venezia una sorta di immunità dagli attacchi diretti. Tuttavia, i sistemi di puntamento dei bombardieri dell'epoca erano soggetti a significativi margini di errore, causati dall'altitudine di sgancio, dall'azione della contraerea e dalle variabili meteorologiche. L'imprecisione tattica si concretizzò il 14 agosto del 1944, quando formazioni di bombardieri pesanti operarono sulla città. L'obiettivo primario era l'area della stazione ferroviaria di Santa Lucia e i relativi collegamenti logistici. A causa di errori di sgancio, numerosi ordigni caddero al di fuori del perimetro ferroviario, abbattendosi sui sestieri di Cannareggio e di Castello. Uno dei punti di impatto più critici fu l'ospedale civile, situato presso la Scuola Grande di San Marco e contiguo alla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Nonostante la chiara natura ospedaliera del complesso, l'area venne colpita. Gli ordigni interessarono alcuni padiglioni ospedalieri, provocando vittime tra i pazienti ricoverati e il personale sanitario in servizio. I danni al patrimonio monumentale limitrofo furono rilevanti. L'incursione interessò direttamente le strutture della Scuola Grande di San Marco e la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, dimostrando in modo inequivocabile la vulnerabilità del centro storico di fronte alle moderne tecnologie aeree. Di fronte al rischio concreto, la popolazione dovette riconsiderare le proprie strategie di sopravvivenza. L'utilizzo delle casematte in cemento armato, costruite nelle aree pubbliche, risultò spesso evitato per il timore che un colpo diretto potesse causare crolli letali o che il danneggiamento delle rive provocasse rapidi allagamenti. Secondo le memorie locali dell'epoca, si diffuse una pratica di sfollamento temporaneo strettamente legata alla natura lagunare della città. Al suono delle sirene di allarme, alcuni nuclei familiari si imbarcavano su piccole imbarcazioni a remi, allontanandosi dalle rive edificate. L'intento era quello di stazionare negli specchi d'acqua aperti, lontano dai potenziali obiettivi militari ferroviari o portuali, nel tentativo di minimizzare il rischio di rimanere intrappolati sotto le macerie degli edifici. Le incursioni dell'estate del 1944 alterarono definitivamente la percezione della sicurezza a Venezia. Parallelamente all'incursione
incremento della pressione militare alleata, all'interno del tessuto urbano si andavano consolidando le reti operative della resistenza locale, un movimento di opposizione che dovette adattare le proprie dinamiche organizzando reti di staffette lungo le vie d'acqua e pianificando azioni di sabotaggio compatibili con la complessa geografia dei canali e delle isole lagunari. Capitolo 7. Resistenza sull'acqua. La storiografia sulla resistenza italiana si concentra frequentemente sulle formazioni partigiane montane o collinari, dove la vegetazione e i rilievi offrivano ripari naturali e vie di fuga. L'organizzazione di un movimento di opposizione armata all'interno di un tessuto urbano come quello di Venezia poneva al contrario sfide logistiche e tattiche del tutto peculiari. La conformazione insulare privava i combattenti di vie di fuga estese, il presidio di un ponte o la chiusura di una calle da parte delle forze di occupazione potevano tradursi nell'immediato isolamento di chi vi si trovava all'interno. Nonostante queste evidenti criticità morfologiche, in città si sviluppò una rete clandestina che adattò le proprie strategie all'ambiente lagunare. Le numerose vie d'acqua rendevano particolarmente complesso un controllo capillare del territorio da parte dei reparti nazifascisti. I canali sostituirono le strade e le imbarcazioni tradizionali assunsero la funzione di mezzi di trasporto per la rete clandestina. I ruoli operativi all'interno di questa struttura furono ricoperti da diverse componenti della società civile, studenti, operai e in misura determinante donne. La componente femminile si fece carico del delicato compito di collegamento, operando come staffette. La mobilità sull'acqua forniva un'efficace copertura. Utilizzando i tradizionali sandoli a fondo piatto per il normale trasporto di ortaggi e verdure verso i mercati cittadini, le donne riuscivano a superare i controlli idroviari. In alcuni casi, sotto i carichi di merci agricole, venivano occultati componenti di armi da fuoco, munizioni e materiale di propaganda. Le staffette sfruttavano la quotidianità delle loro mansioni per eludere le ispezioni, pur operando sotto il costante rischio di arresto e di severe condanne. Il sestiere di Castello, e in particolare il complesso industriale dell'Arsenale, rappresentò uno dei centri nevralgici dell'opposizione operaia. All'interno dei cantieri, sottoposti al controllo militare tedesco per garantire il mantenimento della produzione bellica, si registrarono diversi episodi di ostruzionismo e rallentamento della produzione. Gli operai attuarono strategie silenziose per disorganizzare i piani industriali, ritardando le consegne in modo coordinato, pur cercando di non fornire pretesti per rappresaglie immediate. La resistenza veneziana operò anche attraverso azioni dimostrative a forte impatto psicologico. L'episodio storicamente più noto e documentato è la cosiddetta beffa del Teatro Goldoni, avvenuta nel marzo del 1944. Durante una rappresentazione teatrale, alla presenza di ufficiali tedeschi e autorità civili della Repubblica Sociale Italiana, un gruppo di antifascisti riuscì a eludere i controlli di sicurezza. Dalla galleria vennero lanciati sulla platea numerosi volantini di propaganda clandestina. Sfruttando la confusione generata nella sala, gli autori dell'azione riuscirono a dileguarsi attraverso uscite secondarie e percorsi di servizio, dimostrando un'efficace padronanza tattica degli spazi urbani. Parallelamente alle azioni dimostrative, in città operarono i gruppi di azione patriottica, responsabili di operazioni armate mirate. L'esecuzione di attentati in un contesto insulare e densamente abitato richiedeva una rigorosa compartimentazione. In assenza di percorsi di fuga verso aree extraurbane, i gappisti dovevano disperdersi rapidamente tra i passanti e trovare riparo all'interno di abitazioni o strutture considerate sicure, affidandosi al mantenimento del riservo da parte della rete di supporto e della popolazione civile. Un ulteriore livello organizzativo si sviluppò negli ambienti accademici. Tra le realtà coinvolte figuravano anche studenti e docenti dell'Università Ca' Foscari, che contribuirono a coordinare le attività della Resistenza sul piano politico e informativo. In spazi nascosti furono installate piccole tipografie clandestine che garantivano la stampa e la diffusione di fogli di informazione libera e stampa clandestina, fondamentali per contrastare la propaganda ufficiale del regime.
Sul piano logistico, un vantaggio tattico essenziale fu fornito dalle specifiche condizioni meteorologiche. La fitta nebbia lagunare, localmente nota come caigo, poteva favorire operazioni clandestine e spostamenti difficili da individuare. In queste condizioni di scarsa visibilità, le imbarcazioni partigiane effettuavano trasferimenti verso la terraferma per trasportare dispacci o facilitare la fuga di ricercati. Le memorie del periodo riportano anche episodi relativi a militari alleati o piloti abbattuti, nascosti temporaneamente all'interno di abitazioni private del centro storico, in attesa del trasferimento verso le zone liberate. Questa complessa rete di resistenza urbana, basata sulla mobilità idroviaria e sul supporto della popolazione, attirò presto le attenzioni dell'apparato repressivo nazifascista. Con il progressivo deterioramento della situazione militare, le autorità della Repubblica Sociale e i comandi tedeschi intensificarono l'attività investigativa, preparandosi ad attuare misure di rappresaglia che avrebbero segnato una delle pagine più drammatiche dell'occupazione cittadina, con un tragico epilogo lungo la riva dell'impero. Capitolo 8. La scia di sangue. L'attentato di Cagiustignan e i 7 martiri. L'estate del 1944 segnò un punto di svolta per Venezia. Il clima in città si era fatto pesante, carico di una tensione che andava ben oltre l'afa lagunare. Fino a quel momento la resistenza aveva operato prevalentemente nell'ombra, attraverso sabotaggi mirati, reti di salvataggio e stampa clandestina. Ma nel mese di luglio il livello dello scontro si innalzò, portando la guerra direttamente nel cuore monumentale della città. Siamo a 2 passi da Piazza San Marco. Lì sorge Cagiustignan, un palazzo storico e imponente. In quei mesi l'edificio era stato requisito e ospitava i comandi della Guardia Nazionale Repubblicana, oltre a uffici di collegamento legati alle forze di occupazione. Era diventato di fatto uno dei centri nevralgici del controllo politico e militare sulla città. La sera del 26 luglio, poco prima delle 21, un boato violentissimo squarciò il silenzio del bacino di San Marco. Una carica esplosiva, collocata all'interno del palazzo, provocò una devastazione devastante. Solai e muri portanti crollarono, seppellendo gli uffici. Dalle macerie vennero estratti numerosi feriti e diverse vittime. Tra i caduti figuravano militi fascisti, personale ausiliario e militari tedeschi. Si trattò, per l'impatto psicologico e materiale, di una delle più importanti azioni di guerriglia urbana compiute a Venezia durante l'occupazione. La città trattenne il respiro. Molti temevano che un attacco di tale portata avrebbe inevitabilmente provocato una dura rappresaglia. E l'attesa, in un clima di angoscia paralizzante, durò pochi giorni. All'alba del 3 agosto, dalle celle del carcere veneziano, vennero prelevati 7 uomini. Erano prigionieri politici, antifascisti e partigiani, già detenuti. Essendo in carcere, erano privi di qualsiasi legame materiale con l'esplosione di Cagiustignan. Vennero scelti unicamente per fungere da capri espiatori. Caricati su un'imbarcazione, furono condotti sulla riva dell'impero, lo slargo monumentale che oggi tutti noi conosciamo come Riva dei 7 Martiri. La scelta di quel luogo obbediva a una precisa strategia. Era una riva pubblica, aperta sul bacino, perfettamente visibile. Le autorità non volevano un'esecuzione discreta, in un cortile. L'obiettivo era un atto dimostrativo, che servisse da monito inequivocabile. La scena che si consumò quella mattina del 3 agosto è rimasta una delle ferite più profonde nella storia cittadina. I 7 prigionieri vennero allineati contro le macerie di alcune case precedentemente distrutte. Intorno a loro, i soldati bloccarono la circolazione. La rappresaglia assunse i contorni di un'esecuzione pubblica, consumata sotto gli occhi di chi si trovava a passare per la riva in quelle prime ore del mattino. Le testimonianze ci restituiscono il quadro di una dignità estrema da parte dei condannati, prima che l'ordine di fuoco spezzasse il silenzio della laguna. I corpi caddero a terra, ma la durezza dell'azione non si esaurì con la fucilazione. Il comando ordinò che i cadaveri restassero lì, sul selciato. Rimasero esposti a lungo sotto il sole di agosto, sorvegliati a vista, con il divieto assoluto per chiunque di avvicinarsi o di prestare pietà ai caduti. Fu un'umiliazione calcolata. Chiunque fosse transitato per la riva avrebbe dovuto confrontarsi visivamente con quel severo avvertimento. In quei giorni d'agosto la percezione del conflitto cambiò radicalmente.
Il trauma dell'eccidio contribuì ad alimentare l'ostilità verso il regime e l'occupazione. I nomi di quei 7 uomini rimasero impressi nella memoria cittadina e la riva dell'impero perse il suo significato celebrativo per diventare un luogo di lutto collettivo. Venezia, ormai provata da anni di privazioni, si preparava ad affrontare l'ultimo e più insidioso capitolo della guerra. Mentre l'inverno del 1944 si avvicinava, iniziarono a circolare voci inquietanti. Si diffusero timori e informazioni riguardo alla possibilità che i comandi tedeschi stessero predisponendo la distruzione delle principali infrastrutture e del porto, come estrema misura in caso di una loro inevitabile ritirata. Capitolo 9. L'operazione Bowler e la difesa della città. Siamo nella primavera del 1945. Il conflitto in Europa si avvia ormai alla sua conclusione. Gli alleati hanno sfondato la linea gotica e risalgono rapidamente la pianura padana. Eppure, per Venezia, le ultime settimane di guerra si rivelano cariche di incognite. L'esercito tedesco è in ritirata. Si diffonde il timore concreto che, come stava avvenendo in altre aree del paese, venisse applicata la spietata tattica della terra bruciata, distruggere sistematicamente infrastrutture, porti e vie di comunicazione per ostacolare l'avanzata nemica. La criticità maggiore si concentra nell'area portuale. Tra il bacino di San Marco e le banchine della Marittima, i comandi tedeschi avevano ormeggiato numerose imbarcazioni, navi di scorta, motosiloranti e mercantili requisiti. La presenza di questi obiettivi militari, così a ridosso del centro storico, rendeva qualsiasi attacco aereo estremamente rischioso per l'incolumità del patrimonio artistico cittadino. Nonostante il pericolo, il comando alleato decide di intervenire, pianificando un'azione che avrebbe richiesto un'esecuzione impeccabile. Il 21 marzo del 1945 scatta l'operazione Bowler. Il nome in codice, Bowler, fa riferimento alla classica bombetta inglese. Secondo le testimonianze dell'epoca, gli ordini diramati ai piloti furono categorici. L'obiettivo era affondare il naviglio nemico, ma con la minaccia di severissime sanzioni disciplinari fino all'ipotesi della corte marziale per chiunque avesse sganciato fuori bersaglio, danneggiando la città monumentale. Nel pomeriggio di quel 21 marzo, il cielo sopra la laguna viene solcato da formazioni di cacciabombardieri dell'aviazione alleata, tra cui i celebri Mustang e Kitty Hawk. A differenza dei bombardieri pesanti d'alta quota, questi velivoli attaccano scendendo in picchiata, sfiorando i tetti della città e sganciando i loro carichi a bassissima quota, prima di riprendere bruscamente quota. Per i veneziani, che guardano verso il bacino, è uno spettacolo spaventoso. Le esplosioni investono in pieno gli scafi. Diverse unità, come il mercantile requisito Nerea, vengono centrate. Dense colonne di fumo si alzano dal porto, mentre lo spostamento d'aria fa vibrare le finestre dei palazzi affacciati sull'acqua. Quando l'incursione termina, il bilancio per le forze di occupazione è durissimo, ma Venezia è salva. Nessun monumento o palazzo storico di rilievo subisce danni significativi. L'operazione Bowler viene oggi ricordata come una delle missioni aeree di maggiore precisione effettuate sul territorio italiano con gli standard tecnologici dell'epoca. Tuttavia, il pericolo non arriva solo dal cielo. A terra, la minaccia di sabotaggi alle infrastrutture in vista dell'evacuazione tedesca è reale. I guastatori iniziano a ispezionare e predisporre cariche esplosive tra gli impianti industriali di Marghera e le strutture portuali. In quei giorni frenetici si diffondono anche voci incontrollate, mai del tutto confermate dai documenti, ma ritenute verosimili dalla popolazione terrorizzata, secondo cui esplosivi sarebbero stati collocati persino sotto i ponti principali e nei grandi alberghi del Lido. È in questa fase cruciale che si intensifica la diplomazia clandestina. Il Comitato di Liberazione Nazionale veneziano, muovendosi nell'ombra e spesso avvalendosi della silenziosa mediazione di esponenti della curia patriarcale, avvia contatti con i comandi tedeschi. L'obiettivo della resistenza è pragmatico: garantire alle truppe in ritirata un deflusso senza scontri aperti nel centro storico, esigendo in cambio la totale salvaguardia delle infrastrutture civili e portuali.
Mentre ai vertici si discute, sul campo si agisce. Gruppi di operai del porto e squadre partigiane si mobilitano per tutelare gli impianti, operando di nascosto e con enormi rischi, sorvegliano le banchine e contribuiscono a identificare e neutralizzare progressivamente i collegamenti esplosivi predisposti per annientare lo scalo marittimo. L'incolumità di Venezia in quegli ultimi giorni di aprile è il risultato di questa complessa dinamica, protetta dall'alto dalla precisione alleata e difesa dal basso dall'organizzazione e dal coraggio civico dei suoi abitanti. Ma la guerra non è ancora finita. Le truppe tedesche sono in ripiegamento e le forze alleate non hanno ancora raggiunto i margini della laguna. La città decide di non aspettare oltre. Tra la sera del 27 e le prime ore del 28 aprile, le formazioni partigiane e i comandi cittadini rompono gli indugi, distribuendo gli ordini e recuperando le armi. Per Venezia è giunto il momento di liberarsi da sola. Capitolo 10. Primavera di libertà. La transizione verso la fine del conflitto a Venezia si articolò principalmente tra il 28 e il 29 aprile del 1945. Nella mattinata del 28, in linea con le direttive di insurrezione generale diramate nel nord Italia, lungo le calli iniziarono a rendersi visibili le formazioni partigiane cittadine, riconoscibili dalle fasce tricolori. I gruppi armati della Resistenza uscirono dalla clandestinità per assumere il controllo dei punti nevralgici del centro storico e delle infrastrutture portuali. La fase di passaggio dei poteri fu caratterizzata da una forte tensione. In alcune aree, come nei pressi della prefettura e della stazione di Santa Lucia, si registrarono episodi di tensione e alcuni scontri armati isolati. I contingenti tedeschi e i comandi nazifascisti si barricarono all'interno degli alberghi requisiti in precedenza. Tuttavia, la liberazione di Venezia è storicamente ricordata per essere avvenuta in modo relativamente incruento rispetto ad altre città italiane, grazie a una fitta rete di trattative. Nei giorni precedenti, infatti, il Comitato di Liberazione Nazionale Locale, in coordinamento con le autorità religiose cittadine, aveva condotto delicati negoziati con il comando tedesco, riuscendo a ottenere la resa e scongiurando il rischio che le truppe in ritirata facessero saltare le infrastrutture portuali e industriali. Con la diffusione della notizia della resa, la popolazione civile, che aveva trascorso i mesi precedenti nel rigoroso rispetto del coprifuoco, si riversò in massa lungo le calli. Numerosi cittadini confluirono progressivamente verso l'area di Piazza San Marco, riappropriandosi visivamente e fisicamente del tessuto urbano dopo quasi 20 mesi di occupazione militare. Il giorno successivo, il 29 aprile, la liberazione assunse carattere definitivo, con l'ingrasso in città delle truppe alleate. Ad arrivare dal Ponte della Libertà furono le avanguardie della seconda divisione neozelandese, inquadrate nell'8ª Armata britannica. Il contrasto logistico fu notevole. I mezzi corazzati pesanti dovettero arrestare la loro marcia a Piazzale Roma, a causa della conformazione insulare. Tuttavia, le cronache fotografiche dell'epoca documentano un evento eccezionale. Alcuni mezzi militari leggeri alleati furono caricati su mezzi anfibi e chiatte, attraversando la laguna fino a sbarcare direttamente in Piazza San Marco. I documenti testimoniano l'interazione tra i reparti neozelandesi e la popolazione veneziana. Si registrarono manifestazioni di aperto sollievo e i militari distribuirono generi di conforto da tempo introvabili. A sancire il cambio di fase storico, le campane del campanile di San Marco ripresero a suonare a distesa, seguite di quelle delle altre chiese cittadine, sostituendo definitivamente l'eco delle sirene antiaeree. Il clima di sollievo collettivo si scontrava però con le profonde ferite umane subite dalla città. Nell'area del ghetto, la fine delle ostilità evidenziò in modo definitivo il vuoto lasciato dalle deportazioni. Con il progressivo rientro dei prigionieri di guerra e dei reduci dai campi di internamento, la città iniziò a quantificare il reale costo umano del conflitto e ad acquisire piena consapevolezza delle dimensioni del sistema concentrazionario europeo. A distanza di 80 anni, le tracce materiali e toponomastiche di quel periodo rimangono visibili nel tessuto urbano, benché spesso celate dall'intenso flusso turistico.
La denominazione di Riva dei Sette Martiri commemora direttamente i 7 antifascisti, giustiziati in quel luogo per rappresaglia, ad agosto del 1944. Sulla facciata in marmo della Scuola Grande di San Marco, inoltre, è ancora possibile notare i fori causati dalle schegge del bombardamento alleato, segni preservati nel tempo come silenzioso monito visivo. All'interno del ghetto, i monumenti commemorativi e le pietre d'inciampo testimoniano in modo permanente le vicende delle famiglie deportate. La preservazione dell'integrità monumentale di Venezia non fu semplicemente garantita dalla sua natura di città d'arte. La sua salvezza fu il risultato di una complessa combinazione di fattori: le trattative finali per evitare la distruzione del porto, l'azione preventiva della resistenza locale, le decisioni operative degli alleati e la scelta del comando tedesco di non ingaggiare combattimenti strada per strada. Questo progetto documentaristico mirava a fornire una ricostruzione rigorosa di quel frangente storico, restituendo l'immagine di un centro urbano direttamente e drammaticamente coinvolto nelle dinamiche belliche. Vi invitiamo a condividere nella sezione commenti sottostante eventuali considerazioni o memorie storiche familiari legate a quel periodo. Per continuare a seguire le nostre ricostruzioni, vi invitiamo ad iscrivervi al canale Venezia e la sua storia. Grazie per l'attenzione dedicata a questa visione.